Derby a senso unico allo stadio Lelio Catella, dove l'Alcamo 1928 supera con un netto 4-0 il Mazzara nella gara valida per la 20ª giornata del campionato di promozione. Una vittoria larga e meritata per i bianconeri, che hanno imposto ritmo e fisicità per tutti i 90 minuti, lasciando poco spazio alla reazione degli ospiti. La partita si è giocata su un terreno reso pesante dalla pioggia, fattore che incide sulla manovra ma non sulla determinazione dell'Alcamo, da subito aggressivo. Il risultato si sblocca al 27esimo. Filì è lesto ad approfittare di un batti e ribatti in aria, superando il portiere con una conclusione potente. Timide proteste per il Mazzara per un presunto fuorigioco, ma il direttore di gara convalida. Nella ripresa l'Alcamo dilaga. Al 13esimo arriva il raddoppio su calcio di rigore, trasformato con freddezza da Riccobono dopo un fallo in aria su Filì. Il Mazzara prova a riorganizzarsi, ma fatica a rendersi pericoloso, mentre dall'altra parte il doppio vantaggio dà sicurezza all'Alcamo, che gestisce il possesso e colpisce ancora. Al 75esimo azione insistita del numero 11 bianconero Rosone, che parte dalla tre quarti palla al piede e, arrivato in aria, scarta anche il portiere e chiude definitivamente i conti con un bellissimo gol. 3 minuti più tardi Tantillo completa il poker con un tiro che manda i titoli di coda sul match. Per l'Alcamo una vittoria che dà morale e continuità, frutto di una prova solida sotto il profilo tecnico e mentale. Per il Mazzara invece il momento resta delicato. La sconfitta nel derby allunga la serie negativa e impone una riflessione in vista dei prossimi impegni di campionato.